La notizia è di quelle importanti e destinate a lasciare il segno. La nave Mare Ionio della missione umanitaria Mediterranea Saving Humans è pronta a una nuova avventura per soccorrere i migranti in difficoltà nel mare Mediterraneo. A giorni la partenza, capitanata dal veneziano Beppe Caccia, che in gran segreto sta curando gli ultimi dettagli. L'appello di fine giugno sembra aver sortito gli effetti auspicati. Chiediamo che le nostre navi vengano messe il prima possibile nella condizione di tornare a navigare, avevano detto i promotori, perché lì fuori adesso non è rimasto più nessuno a portare soccorso, mentre ogni giorno bambini, donne e uomini annegano nel silenzio o vengono catturati dai miliziani libici e riportati agli orrori da cui stavano cercando di fuggire. E così sarà. L'ultimo soccorso lo scorso 20 giugno, quando, su indicazione del Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo Italiano di Roma, la nave Mare Ionio si è diretta verso il porto di Pazzallo dopo aver effettuato il salvataggio di 67 persone che si trovavano alla deriva a rischio di naufragio a 48 miglia da Lampedusa. Sono stati giorni difficili, hanno raccontato gli attivisti, in cui abbiamo visto con i nostri occhi la violenza, la morte che attraversano il Mediterraneo. Ora si riparte.